Buongiorno da Vittorio Veneto. Qui siamo nella località di Ceneda, dove vedete alle mie spalle il Museo della Battaglia, perché Vittorio Veneto è famosa in tutto il mondo proprio perché qui c'è stata la fase conclusiva della Prima Guerra Mondiale, città della vittoria, quindi della battaglia di Vittorio Veneto che l'ha resa famosa. Ma Vittorio Veneto non è soltanto questo. Vittorio Veneto è una città ricca di storia, di cultura, di tradizioni particolari, ricca di arte. È una città che nel corso dei secoli si è costituita intorno a due nuclei fondamentali, quello della municipalità di Ceneda, che è appunto il luogo dove ora ci troviamo, e Serravalle. Le due municipalità si uniscono nel 1866 e la città che ne nasce prenderà il nome di Vittorio, dal primo re Vittorio Emanuele. Successivamente il nome verrà definito aggiungendo il termine Veneto, Vittorio Veneto come oggi è conosciuta. La città quindi è una città che si presenta come città policentrica, vari centri, varie piazze, una via principale, Viale della Vittoria, che la unisce e sulla quale affacciano le ville in stile Liberty che caratterizzano il momento fondamentale in cui questa città vide la sua formazione. Uno stile quindi molto particolare, e all'interno di una di queste ville in stile Liberty, Villa Croce, è conservato il Museo d'arte medievale e moderna. Perché Vittorio Veneto, appunto, essendo una città ricca d'arte, è anche una città ricca di musei. Quello che vediamo alle nostre spalle è il Museo della Battaglia, ma ci sono numerosi musei dedicati all'arte, dall'arte antica all'arte contemporanea, ma anche musei dedicati all'arte sacra e all'etnografia, come per esempio il Museo del Baco da Seta. Quindi una città che merita di essere sicuramente visitata per le bellezze architettoniche, artistiche, paesaggistiche. Voglio ricordare anche le chiese importanti che noi abbiamo, che contengono capolavori d'arte, come per esempio la chiesa di Santa Maria del Meschio, che contiene all'interno uno dei massimi esempi di arte rinascimentale del Veneto, la Pala dell'Annunciazione del Previtali, o la chiesa di Serravalle, Santa Maria Nova, all'interno della quale c'è una pala straordinaria del grande Tiziano Vecellio.